Fonda Barchino vicino Lampedusa, 20 migranti dispersi, 34 salvi e un morto, in 24 ore ben 21 sbarchi. Alcuni comuni dovranno restituire i soldi ricevuti per mancato parziale spesa del denaro ricevuto dalla Regione. Fondi spesi per le manifestazioni natalizie ad Agrigento, Firetto torna a chiedere chiarezza, Palma di Montechiaro approva rendiconto. Domani 25 aprile cerimonia a Villa Bonfiglio, musei e parchi gratis in Sicilia, il 1 maggio le vibrazioni a Raffadali. Basket a 2, la Fortitudo Agrigento conquista la qualificazione ai playoff, calcio Serie D, Licata perde il derby con il Trapani. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Nella notte affonda Barchino vicino Lampedusa, 20 migranti dispersi, 34 salvi e un morto, in 24 ore ben 21 sbarchi. Il servizio di apertura è del nostro direttore Arturo Cantella. Una piccola imbarcazione di circa 7 metri è affondata durante la notte in area Sarri italiana. Un peschereccio che era in zona ha salvato 34 migranti e recuperato il cadavere di un uomo. Un gruppo di sopravvissuti e la salma sono stati immediatamente trasportati sulla motovedetta della Guardia Costiera, che ha portato tutti nell'isola di Lampedusa. Sarebbero circa 20 infatti i migranti che mancano all'appello e la Capitaneria di Porto sta coordinando le ricerche dei dispersi. I sopravvissuti sono per ora 26 uomini, 8 donne e 6 minori e nelle prossime ore verranno sentiti anche dalla squadra mobile di Agrigento nell'hotspot dell'isola. La barca era partita intorno alle 21 da sabato da Sfax in Tunisia. In totale quindi a Lampedusa sono 21 gli sbarchi con l'arrivo di 819 persone nel giro di appena 24 ore. Le motovedette della Capitaneria di Porto e della Guardia di Finanza faticano a raccogliere tutti gli SOS che arrivano, soccorrere tanti barchini che vengono segnalati in area Sarre. Iniziata nella tarda mattinata di ieri, si sta registrando dopo 4 giorni di stop dovute alle cattive condizioni del mare. I migranti sbarcati sono stati portati nell'hotspot di Contrada Imbriacola, dove all'alba c'erano circa 1100 ospiti a fronte di poco meno di circa 400 posti disponibili. Intanto 1 migliaio di coperte sono state realizzate a mano e donate per i bambini ospiti del centro accoglienza di Lampedusa. La gara di solidarietà è stata promossa dal progetto Trama Tessuti d'Amore ed è stata accolta dalla cooperativa sociale Badia Grande che gestisce la struttura. L'iniziativa solidale è nata da un'idea di una donna lombarda, Ornella Pasquinelli, che ha riunito un gruppo di persone accomunate dalla passione per il cucito, il lavoro ai ferri, all'uncinetto e il ricamo. Le prime 40 coperte sono arrivate grazie a un agente della polizia che ha fatto da tramite tra la cooperativa e il progetto stesso. Ha salvato 2 ragazzini che erano in difficoltà mentre si facevano il bagno al mare, ma non è riuscito a tornare a riva ed è morto. Il corpo di Vito Bugliarello, 35 anni, è stato ritrovato dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria che lo cercavano da ieri dopo che l'uomo risultava disperso nello specchio di mare tra Siracusa e Avola. Bugliarello sabato scorso aveva visto in difficoltà 2 ragazzini, entrambi minorenni, che approfittando della giornata primaverile avevano deciso di fare un bagno nei pressi del ponte di Cassibile. Si era pensato in un primo momento che 2 giovani fossero finiti in acqua involontariamente mentre si scattavano un selfie. Una tesi poi smentita dagli accertamenti e dal racconto dei 2 amici che invece stavano facendo un bagno. I 2, una volta in acqua, hanno avuto difficoltà a tornare a riva e Bugliarello, che vede tutto dalla terraferma, decide di aiutarli. Legati 2 teli, li getta in acqua usandoli come una corda, ma sfortunatamente scivola e non riesce a risalire. Il cadavere è stato recuperato in prossimità di un costone roccioso a chilometri di distanza da dove si era verificato l'incidente. Ancora una tragedia sulle strade, l'ennesima in Sicilia. Un giovane di 36 anni di Capodorlando è morto dopo aver perso il controllo della propria moto ed essersi schiantato contro un palo. C'è il servizio. Ancora sangue sulle strade siciliane. Ieri sera un'altra vittima della strada a Capodorlando, nel Messinese. A perdere la vita è stato un ragazzo di 36 anni, l'orlandino Antonio Caputo, che viaggiava in sella alla sua moto Ducati 1098.
Il giovane ha perso la vita mentre percorreva la strada che collega la via Consolare Antica con la via Trazzera Marina in Contrada Pissi. Secondo i primi rilievi effettuati dai carabinieri della stazione di Capodorlando si sarebbe trattato di un incidente autonomo, ma tale ipotesi è ancora da confermare. Antonio Caputo avrebbe perso il controllo delle due ruote mentre percorreva il rettilineo in direzione Montemare. Sull'asfalto è visibile una frenata. Il mezzo ha terminato la sua corsa a ridosso di un palo dell'illuminazione pubblica. Pare che il Centauro sia morto sul colpo. I sanitari del 118 sono intervenuti sul posto, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 36enne. La strada è stata subito chiusa al traffico veicolare dai militari dell'Arma che hanno eseguito i rilievi, ancora da ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto ed è da chiarire anche se la vittima abbia percorso quel tratto di strada da solo o in compagnia di altri motociclisti. Pare che a chiamare i soccorsi e le forze dell'ordine sia stato un altro Centauro e non è escluso quindi che possano esserci testimoni del terribile incidente. Antonio era un appassionato di motociclette che amava la sua Ducati. Sotto shock il padre del ragazzo, che giunto sul luogo in cui ha perso la vita il giovane, ha avuto un malore per la drammatica perdita ed è stato soccorso dai medici dell'ambulanza. Tanti parenti e conoscenti che hanno cercato di avvicinarsi. Antonio Caputo era molto conosciuto e ben voluto nella città paladina e sono numerosissimi i messaggi di cordoglio e di vicinanza giunti alla sua famiglia. La strada in cui si è consumata la tragedia purtroppo non è nuova ad eventi di questo genere. Fondi spesi per le manifestazioni natalizie ad Agrigento. In tanti hanno chiesto chiarezza e carte sull'utilizzo delle risorse pubbliche investite, tra questi anche l'ex sindaco e attuale consigliere comunale Lillo Firetto, che continua a chiedere risposte. Arturo Cantella. Continua a essere riproposta la vicenda che riguarda il comune di Agrigento attraverso un question time dei consiglieri comunali Firetto e Margherita Bruccoleri circa la conoscenza del costo complessivo delle manifestazioni relative al Natale e al Capodanno 2022 nella nostra città, dettagliato per voci di costi. Si chiede altresì di conoscere le relative fonti di finanziamento, l'elenco dei fornitori e dei prestatori. Infine i due consiglieri comunali chiedono al sindaco di relazionare e riferire al consiglio comunale sul punto, ma la risposta dei due consiglieri comunali non è affatto piaciuta, considerata poco esaustiva. Pertanto Firetto e Bruccoleri hanno riproposto per la prossima seduta, come già fatto anche nella precedente del 5 febbraio, la domanda nella speranza che l'amministrazione attiva possa questa volta dare risposte concrete al consiglio comunale, alla città, considerando, come afferma l'ex sindaco, parliamo di soldi pubblici dei contribuenti e vanno spesi, afferma Firetto, con le regole dovute previste dalla legge. Parliamo di circa 670.000 euro di incassi e spesi per le feste natalizie e concerto di Capodanno. Prossimamente i due consiglieri si riserveranno anche di conoscere le spese relative alla recente festa del mandorlo in fiore, proponendo un'ulteriore interrogazione al Consiglio Comunale e al Presidente. Complessivamente si è speso per Natale e Capodanno ad Agrigento, facendo conto, diceva l'interrogazione, facendo anche riferimento alle varie fonti di finanziamento. Quindi apprendiamo che ci sono 347.000 del Comune, però anche per rispondere, Assessore, dovete avere la necessità, secondo me, prima ancora voi che il Consiglio Comunale, di rispondere a delle associazioni, ho visto degli articoli di stampa, che sostengono che tra finanziamenti della Regione, finanziamenti dello Stato, che pure sono soldi dei contribuenti, attenzione, non è che me l'ha mandato l'assessore amico e finì, sono soldi pubblici quelli e quando vanno spesi con le regole pubbliche. Siccome questa associazione è nella città, è invalsa l'opinione secondo cui, non come si diceva in corso del question time a cui lei ha partecipato e poi si è riservato di fare gli approfondimenti del caso, non 500.000 euro, che già a noi onestamente sembrava un'enormità, non 5,50, che era ancora più dell'enormità, non 600, che sarebbe una cosa diciamo inimmaginabile, ma addirittura questa associazione parla di spese tra Natale e Capodanno di 670.000 euro. Voi avete
la voglia di rispondere pubblicamente e raccontare che questa è una bugia eventualmente, di modo che la gente sa. Dalla frazione di Giardina Gallotti hanno la necessità di saperlo, da Villa Seta lo hanno, da Via Dante, tutti i cittadini agrigentini hanno l'esigenza di saperlo. Quando poi diciamo trasferiamo alla fondazione 100.000 euro e lei dice una cosa gravissima, non c'è stata nessuna evidenza pubblica. Anche questa è una cosa molto grave, che testimonia il dubbio che noi avevamo avuto nella interrogazione. E su questo punto, per una carità di patria, la chiudo immediatamente qui perché faccio il lavoro, diciamo, mi occupo di vicende consiliari, non di altro. Ma l'esigenza di sapere è assoluta, per cui oggi, per esempio, io cosa mi sarei aspettato, Giulio? Lo dico a te che ti voglio bene. Che vista come è andata il question time la volta scorsa, il vertice dell'amministrazione comunale si presentava qui, carte alla mano, e spiegava le cose come stavano. Che anziché blandire, facciamo una conferenza stampa per il mandorlo in fiore, sul quale poi ci arriveremo in qualche altra interrogazione, chiamava la stampa e dava conto e ragione. Invece c'è il question time e ancora una volta a questo punto dobbiamo chiedere che venga rimesso al prossimo question time, perché la città ancora una volta ha necessità di comprendere come sono andate. Il Comune di Palma di Montechiaro ha approvato il rendiconto 2022. Vediamo. Dopo aver approvato il bilancio di previsione in tempo record, ossia prima del Santo Natale, l'amministrazione comunale di Palma di Montechiaro, guidata dal sindaco Castellino, che ha tenuto per sé la delega al bilancio, ha approvato a tempo record venerdì scorso, 21 aprile, anche il rendiconto relativo all'anno 2022. Lo comunico ai miei concittadini con orgoglio, dice il primo cittadino palmese. La Giunta comunale ha approvato l'indispensabile strumento finanziario con grande anticipo. Si tratta di un record senza precedenti, raggiunto grazie a un lavoro sinergico di squadra. La delibera del Consiglio Comunale conseguente è stata trasmessa al Presidente del Consiglio Domenico Scicolone, ai consiglieri comunali e al Collegio dei Revisori. Voglio ringraziare, continua il Sindaco Castellino, per questo ennesimo risultato raggiunto gli assessori e i propri collaboratori per la loro disponibilità e il loro supporto. Un grazie altresì va ai consiglieri di maggioranza per non avere fatto mancare il loro sostegno e consentito all'esecutivo di operare con serenità, e naturalmente al Presidente del Consiglio Scicolone per la sua fattiva collaborazione nell'interesse della città e nel rispetto dei ruoli, che sono certo consentirà di esitare velocemente il provvedimento subito dopo il parere dei revisori, grazie anche alla collaborazione e alla sensibilità dei consiglieri comunali. Non posso fare a meno, conclude il sindaco Castellino, di ringraziare anche il segretario Pietro Amorosi, alla vice segretaria Rosalba Di Blasi e i capi area, in particolare quello delle finanze Mariella Calabrese e i componenti del settore, per aver lavorato senza sosta con professionalità e sacrifici ed avere creduto prima e più degli altri che questo traguardo fosse raggiungibile. Fondi non utilizzati per i progetti di democrazia partecipata. Alcuni comuni dovranno restituire i soldi ricevuti per mancata o parziale spesa del denaro ricevuto dalla Regione. Realmonte assicura di aver utilizzato l'intera somma. Arturo Cantella. Sono circa 1.400.000 euro i fondi elargiti dalla Regione ai comuni siciliani per i progetti legati alla cosiddetta democrazia partecipata relativi all'anno 2020, soldi che non sono mai stati spesi oppure spesi in parte. Quello che è rimasto in cassa adesso dovrà essere restituito sotto forma di sanzione. In provincia di Agrigento sono 19 i comuni sanzionati che dovranno restituire soldi non spesi. Il totale ammonta a circa 132.000 euro a fronte di 209.000 euro ricevuti. In particolare Agrigento dovrà restituire 8.392 euro, cioè tutta la somma ricevuta, dato che non è stato speso nulla. Stessa cosa ad Alessandria della Rocca, Caltabellotta 3.300 euro, Campobello di Licata
Licata 566, Canicattì 864, Lampedusa e Linosa addirittura 7488, Licata 3068, Lucasicola 8438, Menfi 3670 euro, Montallegro 10.804, Montevago 8.748, Naro 7.862, Racalmuto 13.228, Ravanusa 210 euro, Ribera 1.264, San Biagio Platani 6.718, Sciacca 4.136 e Villafranca Sicola 5.846. Ma intanto arriva una smentita relativamente al comune di Realmonte, dove afferma che arriva una smentita da parte del comune di Realmonte sulle somme spese. Il sindaco afferma come le somme del 2020 sono state spese per interventi di riqualificazione e ristrutturazione della palestra della scuola elementare di Realmonte e per l'acquisto di attrezzature sportive sempre destinate alla stessa palestra della scuola anche nei successivi 2 anni, cioè 2021 e 2022. Le somme a disposizione sono state utilizzate per lo svolgimento di attività ludico-ricreative per i bambini della fascia di età che va dai 18 ai 36 mesi e per l'acquisto di materiale didattico per la scuola materna ed elementare dell'Istituto Comprensivo Garibaldi di Realmonte. Poi tutti e 3 gli anni abbiamo coinvolto la popolazione nella scelta della destinazione di questi fondi e noi come amministrazione comunale abbiamo dato seguito alle richieste realizzando il tutto. È partita da Canicattì la staffetta della legalità. L'idea è nata da Pietro Bennici che afferma la mafia si combatte con la cultura. Vediamo. Parte la staffetta della legalità a Canicattì. Lo scopo è quello di piazzare nelle principali vie cittadine dei cartelloni per ricordare le vittime di mafia, per non dimenticare che ancora oggi si sta pagando un prezzo carissimo. Afferma il primo cittadino di Canicattì, Vincenzo Corbo, la staffetta partirà da Canicattì e arriverà a Favara. Antimafia non è solo uccisione di un giudice, ma anche il vivere civile. Presente a Canicattì anche Roberto Saetta, figlio del giudice Antonio, che ha affermato come sia importante il ricordo del loro sacrificio e che sono segno di affetto. Anche il vice sindaco di Favara, Antonio Liotta, si è soffermato sull'omicidio di Rosario Livatino avvenuto anni fa in territorio di Favara. Sì, oggi ufficialmente parte la staffetta della legalità. Lo scopo è quello di narrare il nostro territorio. Agrigento nel 2025 sarà la capitale italiana della cultura, quindi chi verrà a visitare i nostri territori deve sapere che il nostro territorio ha pagato un prezzo carissimo. Ecco perché il nostro scopo è quello di piazzare nelle principali entrate cittadine dei cartelloni in ricordo di quelle che sono state le nostre vittime di mafia. 1, per non dimenticare, 2, per dire che stiamo continuando ancora tutt'oggi a pagare un prezzo carissimo. Per me è un momento bello e particolare, anche perché ho accolto positivamente anche questo momento della staffetta della legalità partendo da Canicattì per arrivare a Favara, per cui dico un ringraziamento va all'amico mio anche Bennici, per cui dico veramente si è prodigato di farmi anche questo regalo, posso dire, perché la città merita di avere queste immagini che noi non dobbiamo mai dimenticare, perché hanno dato la vita anche facendo rispettare la legge. Per cui dico, oggi dare questo segnale, mettendo anche le immagini direttamente nei punti cardine della città, sarà un momento molto significativo, molto bello. Così dico, facciamo il ricordo, e non solo facciamo il ricordo, per non dimenticare quelle persone che hanno dato la vita per servire lo Stato. Ci fa molto piacere, abbiamo preso di buon grado l'iniziativa, perché antimafia non è solo l'uccisione di un giudice, l'uccisione di servitori dello Stato, ma è anche e soprattutto buon vivere civile. Quanti muoiono giornalmente in mano alla lobby mafiosa, tipo i ragazzi che si drogano, tipo i ragazzi che prendono le vie diverse da quelle che sono la legalità. Quindi con oggi noi vogliamo iniziare un percorso di legalità come amministrazione comunale di Canicattì e portare avanti quelli che sono momenti di sviluppo economico, sociale e soprattutto morale. Quanto è importante questa iniziativa per lei? Ma diciamo è importante nel senso che manifesta ancora un ricordo affettuoso da parte della città, da parte di anche associazioni che vogliono tenere vivo il ricordo
di Antonino e Stefano Saetta e del giudice Livatino. Ricordo che a volte negli anni si è un po' appannato, soprattutto per quanto riguarda la figura di mio padre, e quindi a maggior ragione qualcosa che ricordi il loro sacrificio è cosa gradita e segno di affetto. Canicattì comunque negli anni ha sempre tenuto presente, soprattutto nel periodo della settimana della legalità, queste figure, le ha ricordate, e questo ovviamente mi fa piacere. Come familiare, come figlio del magistrato e fratello di Stefano, mi fa molto piacere. Ma abbiamo anche un legame forte in rapporto a quello che è successo al beato giudice Livatino, perché sapete che l'omicidio è avvenuto proprio in territorio di Favara e questo è un fatto di estrema gravità che ci lega come motivazione a tutto il territorio e a Canicattì in maniera particolare. Quanto è importante appunto parlare della storia di Emanuele ai giovani? Beh, importante perché io innanzitutto anche nella possibilità che è stato scritto un libro in riferimento alla storia di Emanuele, ho riportato l'immagine di Emanuele con il cane e la scimmia di per sé, quindi il messaggio dei giovani è proprio quello che era un ragazzo, peraltro quando è venuto meno aveva 29 anni, la sua fine peraltro non ci ha portato, che non c'è nulla che è rimasto perché il suo corpo è stato sciolto nell'acido per esempio, quindi la pietra è l'unico riferimento suo e quindi Emanuele, dico, per i giovani è l'esempio di un ragazzo che credeva ovviamente nei valori, nella giustizia, nella ricerca quindi che si è sacrificato, però al contempo, come accade nella vita, poi alla fine non è stato adeguatamente ricordato, perché le nostre istituzioni sotto questo aspetto c'è una defiance del ricordo commemorativo, c'è una discriminazione, infatti un po' deve cambiare un punto di vista proprio di impostazione generale. Tablet ed iPhone per sé anziché per gli alunni, arrestata la preside antimafia dello Zen. Vediamo. La denuncia di una insegnante e un audio WhatsApp. È così che il 2 febbraio dello scorso anno è partita l'inchiesta a carico della preside, oramai sospesa, dell'Istituto Comprensivo Giovanni Falcone allo Zen, Daniela Loverde, finita, lo ricordiamo, agli arresti domiciliari. La docente, che nella scuola ha lavorato dal 2015, aveva segnalato alla procura una realtà torbida e una gestione dispotica della cosa pubblica da parte della dirigente scolastica, incontrastabile, salvo il pericolo di ritorsioni ed avezza alla violenza delle regole di qualsiasi natura, da quelle relative all'emergenza sanitaria a quelle di gestione dei progetti finanziati dall'Unione Europea, come sintetizza perfettamente il GIP Elisabetta Stampacchia nell'ordinanza di custodia cautelare. Oltre a Loverde, al suo vice Daniele Agosta e ad Alessandra Conigliaro, per i quali il giudice ha disposto gli arresti domiciliari, ci sarebbero altre 9 persone indagate a piede libero, tra docenti e collaboratori che, secondo i PM della Procura Europea, Geri Ferrara ed Amelia Luise, che coordinano l'inchiesta dei carabinieri, sarebbero comunque coinvolte nei presunti episodi di corruzione e peculato. L'insegnante che ha denunciato la presunta irregolarità alla Falcone aveva parlato di numerosi progetti sempre approvati all'unanimità che non venivano attuati in maniera diligente e completa, riporta ancora il GIP, e aveva pure segnalato la prassi invalsa tra le docenti di raccogliere ex post le firme degli alunni sui fogli presenza, non essendo state queste apposte contestualmente durante le ore di svolgimento delle attività finanziate, poiché disertate dai ragazzi soprattutto nella fascia pomeridiana. Accuse che, per quanto è emerso finora, hanno trovato riscontro negli accertamenti compiuti dagli inquirenti, dove dalle intercettazioni, per esempio, viene fuori che effettivamente i ragazzi non avrebbero partecipato a diversi corsi finanziati dall'Unione Europea e che le loro firme sarebbero state falsificate dai docenti. L'insegnante aveva però consegnato anche un audio WhatsApp agli investigatori in cui una collega si lamentava di essere stata convocata affinché provvedesse a mettere a posto la pratica, reperendo le firme necessarie ad attestare le presenze degli alunni in modo che il corso risultasse realmente eseguito, specificando che in quella occasione le firme reperite
dalla mia collega tra gli alunni che in realtà non avevano frequentato il progetto sono state raccolte ad inizio anno scolastico successivo alla chiusura del progetto stesso. La docente aveva anche denunciato di aver appreso da un altro collega che la scuola avrebbe ricevuto un importante stanziamento di fondi per circa 9.000 euro per l'acquisto di nuove attrezzature per palestra, che tuttavia le fatture erano state gonfiate così che i pochi attrezzi confluiti nei locali dell'istituto erano stati acquistati con una minima parte dei fondi a disposizione, mentre la restante parte dei soldi era stata spesa per fare acquisti privati di capi di abbigliamento e calzature per la dirigenza, scrive ancora il GIP. Ma c'è di più. Meno di un mese fa, il 25 marzo, la stessa Loverde ha partecipato ad un convegno dal titolo emblematico Legalità, punto primo, non guardare il mondo con gli occhi del denaro, come educare le giovani generazioni al confronto con le reali esigenze, perché lei preside fino a pochissime ore fa di una scuola di frontiera, quella dedicata altrettanto emblematicamente al giudice Giovanni Falcone. Nel cuore dello Zen avrebbe dovuto saperne qualcosa di educazione alla legalità, eppure dalle carte dell'inchiesta che l'hanno fatta finire agli arresti domiciliari si scopre che la stessa Daniela Loverde, nominata Cavaliere della Repubblica, avrebbe per esempio trasformato quella che avrebbe dovuto essere la mensa per gli alunni in una sua personale dispensa, uno supermercato, come lo definisce il GIP Elisabetta Stampacchia, dove prendere persino barattoli di sughi pronti o di giardiniera, origano, rosmarino, patatine e casse d'acqua. E il quadro che viene fuori è sconfortante, nonché imbarazzante, per usare probabilmente la parola più giusta, nonché quella utilizzata dalla stessa giudice Amelia Luise. Ad Agrigento domani 25 aprile a Villa Bonfiglie alle ore 10 sarà celebrata la cerimonia del 78° anniversario della liberazione d'Italia dall'oppressione nazi-fascista. Arturo Cantella. Domani martedì 25 aprile alle ore 10 presso la Villa Bonfiglio di Agrigento verrà celebrata la cerimonia del 70° anniversario della liberazione d'Italia. Per l'evento il signor prefetto, la dottoressa Cocciufa, unitamente al comandante provinciale dei Carabinieri Stingo, al comandante del presidio militare, alla presenza dei rappresentanti dell'ANPI, autorità civili, religiose e dei vertici delle forze dell'ordine, deporranno una corona di alloro al monumento ai caduti, osservando anche un minuto di silenzio per celebrarne la memoria. Alla manifestazione inoltre parteciperanno le rappresentanze di studenti dell'Istituto Comprensivo Esseneto di Agrigento. Intanto a livello nazionale il fondatore di Alleanza Nazionale, Gianfranco Fini, invita la destra a superare le ambiguità e a fare uno scatto di reni sul fascismo, chiamando in causa proprio la premier Giorgia Meloni durante la trasmissione di Annunziata Rai 3. Dica perché che la libertà e uguaglianza sono valori democratici della Costituzione, sono valori antifascisti e non capisco, afferma Fini, la ritrosia a pronunciare questo aggettivo. Intanto sul significato della festa abbiamo ascoltato il presidente dell'ANPI, senatore Angelo Lauricella. Ma intanto l'ANPI sta organizzando quest'anno un 25 aprile allargato, nel senso noi faremo la manifestazione istituzionale alla quale parteciperemo convintamente. Io prenderò la parola assieme al sindaco di Agrigento, almeno questo si è deciso nella prefettura, però si svolgono manifestazioni in questo momento in tutti i comuni della provincia, come quello che si è svolto a Favara, come altri che si stanno svolgendo e altri che si svolgeranno. Manifestazioni a Raffadali si stanno tenendo, a San Biagio Platani, a Sciacca si svolgerà una manifestazione il 29 e così via nell'insieme dei comuni della provincia di Agrigento. Perché quest'anno questa mobilitazione particolare? Perché assistiamo a un momento in cui qualcuno pensa di poter negare la storia. Qualcuno dice che la Repubblica non è antifascista e se questa è la seconda carica dello Stato comincia a preoccupare, perché da una parte gli vorremmo consigliare di leggere, dall'altro di leggere la Costituzione che nelle norme transitorie dichiara un reato la ricostituzione del partito fascista in Italia e punisce tutte le forme di manifestazioni che ci sono.
dovrebbe il Presidente del Senato conoscere anche la legge che punisce coloro che pensano, la legge Scelba e la legge Mancino sono queste leggi che puniscono, che sono applicative delle norme transitorie della Costituzione. Ora quello che vorremmo dire ai cittadini è questo. Non si tratta qui di due fazioni che si sono presentate. Noi abbiamo avuto in una fase della nostra storia la sconfitta del nostro Paese, un Consiglio nazionale del fascismo che boccia la gestione di Mussolini, l'arresto di Mussolini per i reati che aveva commesso e anche per avere portato l'Italia allo sfracello, e poi abbiamo il tradimento da parte dei fascisti che si alleano con l'occupante nazista e cominciano a massacrare la popolazione. I partigiani, l'esercito italiano, quello che è riuscito a combattere, combattono e sconfiggono il fascismo assieme agli alleati. Musei aperti e gratuiti domani in Sicilia, 25 aprile, festa della liberazione, lo ha stabilito l'assessore regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana in linea con le disposizioni del Ministero della Cultura. Sarà possibile accedere gratuitamente anche ai 14 parchi archeologici presenti in Sicilia. Dopo l'esibizione la domenica di Pasqua a Grotte, le vibrazioni, la band guidata da Francesco Sarcina sarà a Raffadali in occasione del tradizionale concertone del 1° maggio in Piazza Progresso. La città di Raffadali è stata da sempre legata a questa ricorrenza, celebrando la festa dei lavoratori con una giornata che unisce intrattenimento e sensibilizzazione, non solo musica ma anche cortei e parate con le bandiere unite dei sindacati. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Si conclude la stagione teatrale al Pirandello di Agrigento, sabato 6 maggio alle ore 20:30 e domenica 7 maggio alle ore 17:30 sarà in scena l'onorevole di Leonardo Sciascia, diretto e con Gaetano Aronica. Vediamo. Chiuderà la stagione del Pirandello di Agrigento l'onorevole di Leonardo Sciascia, un ritorno a gentile richiesta il prossimo 6 e 7 maggio al teatro. Uno spettacolo coraggioso che punta più a far discutere che a far piacere, afferma l'attore agrigentino Gaetano Aronica. Intanto si sono svolte le ultime repliche dello spettacolo Ombre in giro per l'Italia, che tanto successo ha ricevuto. Dicevo appunto, siamo una ventina perché ce ne mancano ancora 4-5 per finire e abbiamo anche rinunciato a qualche replica un po' faticosa in altre regioni, perché per quest'anno ci fermiamo in Sicilia, anche perché, come sai, abbiamo anche l'altro spettacolo con la stessa compagnia in prova. Sì, appunto l'onorevole che chiude la stagione, sì, ce ne vuoi parlare? Beh, intanto siamo orgogliosi di chiudere la stagione. L'onorevole, come si sa, è un testo di Leonardo Sciascia che facciamo nella mia versione, ecco, rivisitato da me, con la compagnia del Teatro Pirandello che vedi qui alle mie spalle. Abbiamo delle new entry che sono appunto Roberto Maria Iannone, Pippo Crapanzano e Salvatore Galante, poi la compagnia è la stessa, per cui Franco Bruno, Silvia Frenda, Arianna Vassallo, Emanuele Carlino, Nicola Puleo, Fabrizio Milano e Viola Provenzano e Marcella Lattuca, per cui siamo sempre gli stessi e la compagnia è la stessa. È un patrimonio. In questi giorni in cui si parla di capitale della cultura, io credo che i patrimoni della cultura vadano, come dire, tutelati. Allora noi cerchiamo di tutelarci e di continuare la nostra strada. Guarda, devo dire che questo nostro ritorno ad Agrigento è quasi un ritorno a gentile richiesta, perché l'anno scorso abbiamo fatto, non mi ricordo se 6 o 8 matinee, per cui non dovevamo in effetti tornare. Siamo ritornati per fare invece oggi e domani con le scuole. Noto che, diciamo così, allora, i ragazzi apprezzano tutti, come succede in qualsiasi ambiente umano, persino in una compagnia teatrale. Basta un niente che scateni, basta una persona che sbatta una porta al momento sbagliato e purtroppo ne fanno le spese tutti gli altri che invece sono attenti e che io ringrazio le scuole che sono venute, gli insegnanti, i presidi, e non possono controllare quella scheggia impazzita che rovina non a noi ma ai propri colleghi una bella giornata. 6 e 7 maggio al Teatro Pirandello, sabato e domenica, sabato alle 21, domenica alle 17:30, l'onorevole di Leonardo Sciascia nella versione di Gaetano Aronica con la compagnia del Teatro Pirandello. Sarà uno spettacolo coraggioso, direi quasi, come dire, uno spettacolo
puntiamo più a far discutere che a piacere. Ecco, non vediamo l'ora che si discuta e si discuterà. Siamo adesso allo sport, basket, a 2 la Fortitudo Agrigento, ha vinto in casa il Palamoncada contro Chiusi 90-83, conquista con 2 turni di anticipo la qualificazione ai playoff. Vediamo. La Fortitudo Agrigento non smette più di stupire, vince ancora contro Chiusi con il risultato di 90-83 e conquista con 2 turni di anticipo la qualificazione ai playoff di Serie 2. Un risultato importante per una neopromossa, una qualificazione che mancava addirittura dal 2018. Al Palamoncada inizia in salita la partita della Fortitudo e Chiusi tira sia da 2 che da 3 percentuali alte e importanti. A ogni risposta offensiva di Agrigento arriva un canestro di Chiusi, ma i canestri di Grande e Francis reggono i colpi di Raucci e compagni, questo fino all'ingresso di Matt Peterson. Ennesima partita eccellente del capitano Albano Chiarassella, arrivato a quota 325 partite con la maglia della Fortitudo, un numero impressionante per uno straniero nel campionato italiano. Agrigento vince la 4ª partita di fila, 4-4 nel girone bianco, andrà in trasferta a Nardò, sapendo di avere già la qualificazione ai playoff in tasca, una qualificazione che al coach Cagnardi mancò nel 2020 per via dell'arrivo del Covid-19 e della sospensione del campionato. Tante cose sono cambiate da quel giorno, ma la Fortitudo Agrigento si giocherà ancora una volta il sogno dei playoff. Partiamo dal fondo, playoff conquistati, è un grandissimo risultato, siamo veramente tutti molto soddisfatti, poi tornerò sull'argomento. Riguardo Peterson, sì, non mi soffermerei sui singoli, una partita che ha questa importanza. Semplicemente è il frutto del lavoro quotidiano e degli obiettivi di questa società che riguardano questa stagione sicuramente, perché Peterson è un giocatore che lo scorso anno in più di 30 partite aveva fatto solo un tiro da 3 punti, vuol dire che qualcosa comunque durante questa stagione è cambiato, però che è anche frutto del lavoro di chi c'è stato prima e appunto, come mi ripeto, degli obiettivi della società sul far crescere individualmente i giocatori. È stata una partita molto difficile. Lo sapevamo, come hai detto tu Marco, la squadra non era freschissima dal punto di vista fisico, avevamo qualche acciacco, abbiamo avuto più di qualche problema in settimana, ma abbiamo cercato un attimino di non badarci troppo. È chiaro che la gestione delle risorse durante il lavoro settimanale è stato abbastanza estrema, però siamo arrivati mentalmente stracarichi, anche se fisicamente l'inizio è stato tosto, perché questa è una squadra molto fisica, non aveva Medford, è vero, che è il loro folletto con tanti punti nelle mani, ma giocatori di categoria, giocatori importanti, giocatori di tonnellaggio, soprattutto negli esterni e anche nei lunghi con Posamai, hanno fatto sentire tutto il loro peso. Abbiamo fatto veramente tanta fatica all'inizio a trovare le contromisure anche al loro attacco. Però c'è anche da dire che abbiamo perso il primo quarto 24-27, dove loro hanno anche segnato con percentuali importanti, dopodiché gli altri 3 quarti sono stati a nostro appannaggio e di conseguenza diciamo che la partita siamo quasi subito dal secondo quarto in poi riusciti un attimino a girarla su quelli che erano i binari a noi preferiti, però devo fare comunque i complimenti a Chiusi perché ha giocato una partita gagliarda, per loro era importante provare a rimanere attaccati al treno playoff, per noi era ancora più importante perché era, diciamo così, il suggello di una stagione intera. Questa vittoria ci dà matematicamente i playoff, un risultato sul quale adesso non mi voglio neanche troppo soffermare, ma per quelli che sono i nostri valori fisici e tecnici è un risultato importante. Faccio i complimenti ai miei giocatori, se lo meritano, è un anno che lavorano sodo, lavorano quotidianamente, quasi tutti i giorni, 2 allenamenti al giorno, non hanno mai mollato, hanno avuto momenti di difficoltà, ma hanno sempre cercato di reagire, non sempre ci siamo riusciti, ma sempre ci abbiamo provato. Faccio i complimenti alla società, perché fare pallacanestro a questo livello, in questo posto, non è semplice. È una società che ha una visione e che prova nelle difficoltà a portarla avanti, e credo che avere una visione nello sport di oggi a questo livello sia un merito che va riconosciuto. Pitt, in un momento di difficoltà della squadra hai fatto una prestazione incredibile,
la Fortitudo vince la quarta vittoria, vince la quarta partita di fila nel girone bianco. È importante questa vittoria di oggi? Sì, proprio siamo meritati questa vittoria. Poi come sempre siamo riusciti a fare una partita secondo me clamorosa, anche in difesa, in attacco. Magari il primo tempo abbiamo avuto un po' di difficoltà, magari soprattutto in difesa, però comunque siamo riusciti sempre a stare con loro. E poi come si è visto il terzo quarto, fine del terzo quarto, siamo riusciti a fare quello piccolo gap che c'era di bisogno. Possiamo dire che questa è stata la tua miglior partita da quando sei alla Fortitudo? Sì, clamoroso, sì, è stata una delle mie migliori partite in generale nella mia vita finora. Spero che ci saranno tante altre. Calcio Serie D, girone I, 32esima giornata, Trapani-Licata termina 2-1. Vediamo. Nel campionato di calcio di Serie D, girone I, il Canicattì vince e intravede la salvezza a 2 giornate dal termine, superando per 4-1 il Città di Sant'Agata. La prossima partita sarà contro il Cittanova fuori casa. L'altra squadra del girone, il Licata, invece perde contro quella del Trapani, ma resta a 2 punti dalla possibilità di andare a qualificarsi per i play-off. A decidere è stata una rete di Marigoso a 4 minuti dalla fine della partita. Domenica prossima il Licata Calcio sarà in campo al Dino Liotta per un altro derby, questa volta contro la squadra del Ragusa. Direi risultato bugiardo perché abbiamo fatto una grandissima partita, anche se abbiamo perso, però abbiamo perso con una squadra che è buona. L'avevo detto anche all'inizio di settimana, incontravamo una squadra che era preparata all'inizio stagione per contrabbattere il Catania, invece non lo è stata, però noi abbiamo fatto, ripeto, una buonissima partita. Siamo stati ingenui sui gol subiti, perché il primo abbiamo perso su palla nostra in uscita, l'abbiamo persa in maniera ingenua, e il secondo, preso a 5 minuti alla fine, è stato un gol che si poteva benissimo evitare, anche perché abbiamo commesso, ripeto ancora, un'ingenuità evitabile. La squadra, io non ho nulla da rimproverare, ha fatto quello che doveva fare, ha lottato, ha cercato di costruire palle gol. Il primo tempo potevamo chiuderla in vantaggio 3-1 almeno, e poi invece torniamo a casa con una sconfitta immeritata. Pazienza, purtroppo l'inesperienza paga, e noi quest'anno abbiamo perso tanti punti per inesperienza. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.